Montagna Gardesana è questo bellissimo posto dove ci troviamo, il Monte Baldo, considerato il giardino d'Europa, che si trova proprio sopra il lago di Garda. È un posto dove ti innamori. Io fin da piccolo ho sognato di vivere sul Monte Baldo e di amarlo, e finalmente ci sono riuscito. È un posto che ti dà molte emozioni, ti fa stare in mezzo alla natura e ti fa ammirare dei panorami fantastici. Quando uno viene qua deve provare intanto la sensazione di vivere, di capire bene dove viviamo, di stare in mezzo alla natura e di fare una giornata diversa fuori dagli schemi. Questa giornata si può vivere partendo a piedi da diversi percorsi. Si può partire da Spiazzi di Caprino Veronese, si può partire da Prada di Brenzone, oppure partire dalle Due Pozze. Sono dei percorsi adatti a tutti i tipi di famiglie e bambini, e in un'ora e mezza, massimo 2 ore, si raggiunge il Monte Baldo. Possiamo dire che questo escursionismo integra anche il lago di Garda. È diventata, diciamo, una meta molto ambita anche dai tedeschi. La presenza è molto importante, sia con le bike, sia con le camminate, sia gente che ci raggiunge col cavallo. Diciamo, il nuovo turismo visitazionale lento sicuramente è una ottima cosa. A me questo posto dà, sinceramente, come dicevo prima, un sogno che avevo fin da bambino, di riuscire a venire sul Monte Baldo, di viverlo pienamente, di scoprirne tutte le ricchezze, le peculiarità, di collaborare con tutte, diciamo, le attività locali che producono prodotti tipici del Baldo, e scoprirli. E poi la cosa più bella, come potete vedere, sono queste giornate bellissime che regalano un sacco di emozioni.